Ciao a tutti, benvenuti. Allora mi presento, sono Claudia Bonadonna, sono una giornalista di Rai Cultura e sono qui stasera per presentare il libro di Beatrice Tauro, mia cara amica, di lunghissima data. Il libro è questo qui, Madri a rendere. Partiamo dalle 4 protagoniste. Sono 4 donne che hanno vissuto insieme gli anni dell'università e poi si sono perse di vista perché la vita è così. Chi è diventata un avvocato in carriera, chi si è ritrovata all'interno degli impegni familiari che magari le stanno un po' stretti, chi è diventata psicoterapeuta e poi fra tutte quella che forse potremmo considerare il motore di tutto il romanzo, Elena, che è sparita da tantissimo tempo, appunto è sparita, che finora ha fatto, un giorno ricompare e chiama le sue vecchissime amiche, non si sono lasciate molto bene, in una casa di campagna per un weekend che sembrerebbe un weekend che serve per riapparare le loro antiche divergenze, ma in realtà è un weekend che svolterà un po' tutte le loro vite perché Elena farà una proposta, diciamo, indecente, dai. Una proposta indecente. E quindi le vite di queste 4 persone saranno completamente trasformate e sul piatto vengono messi a questo punto un sacco di temi, il valore dell'amicizia certamente, come riconquistarla nel corso del tempo, quanto è fondativa dell'esistenza, il rapporto di solidarietà fra le donne e poi anche il grandissimo, enorme tema della maternità e della famiglia. Allora, non vi ho detto molto perché appunto dicevo molto il piacere della lettura, anche un po' la sorpresa, sì, la sorpresa che c'è alla fine. E invece partirei proprio dall'idea di queste 4 ragazze che sono appunto, partono ragazze nel momento dell'università, poi invece crescono, si perdono di vista e quindi la loro amicizia un po' c'è, un po' non c'è, come un fiume carsico che riappare, poi scompare. E quindi ti chiedo, sei partito da qui, qual è il valore per te dell'amicizia, come ci hai costruito intorno a questa narrazione? Allora, il tema dell'amicizia è un tema basilare del romanzo, tant'è che inizialmente, quando ho cominciato a scrivere, diversi anni fa, perché in realtà le prime righe le ho scritte diversi anni fa, l'idea era quella di raccontare appunto la vita di quattro ragazze che si erano conosciute nel periodo dell'università e in quel periodo avevano appunto condiviso ogni momento, ogni esperienza, ogni giornata, ogni dolore, ogni gioia. Ovviamente in questa fase posso dire che la storia è abbastanza autobiografica, perché di fatto io sono una ex studentessa universitaria fuori sede, come vedo molte qui, ne vedo diverse, e quindi ho fatto questa esperienza di convivenza con altre persone che portavano con me più o meno lo stesso bagaglio. Quindi diciamo l'idea è nata da questo. L'importanza dell'amicizia, vabbè, penso di dire una cosa banale, ma credo che sia scontata e naturale. L'amicizia è un sentimento fondamentale nella vita di ciascuno di noi. E il fatto che le amicizie possano apparire e scomparire, credo che sia anche questa una cosa abbastanza naturale, sebbene poi ci sono delle relazioni che sopravvivono al tempo, sopravvivono alle difficoltà, ai distacchi spazio-temporali, chiamiamoli così. Un mare di emozioni aveva inondato quella stanza, un susseguirsi di sensazioni che avevano accompagnato il loro divenire donne in una grande città, coltivando la loro amicizia come se dovesse durare per sempre. 4 lunghi anni a condividere ogni istante della giornata, anche il bagno, solitamente il luogo di riunioni estemporanee, dove si prendevano decisioni importanti su chi invitare a quella cena, su chi si sarebbe alzato l'indomani all'alba per consegnare l'affitto del proprietario all'appartamento, o solo per dedicarsi qualche momento di relax fra una traduzione dall'inglese e un saggio di neuropsichiatria infantile. Poi le serate trascorse a cantare a squarciagola le loro canzoni preferite, mentre Francesca le accompagnava con la chitarra.
la canzone del sole, rime, le canzoni di Mina e poi la preferita in assoluto, quel manifesto della femminilità che era quello che le donne non dicono della Mannoia. E avevano perfino trascritto il testo su un grande cartoncino Bristol e lo avevano appeso alla parete della cucina. Siamo così, dolcemente complicate, sempre più emozionate, dedicate. Era il loro ritornello.